Allora siamo qui per denunciare quanto di grave sta accadendo e fornire una corretta informazione ai cittadini e ai lettori del Messaggero Veneto alla luce delle infondate, distorte, offensive affermazioni pubblicate ieri sul predetto quotidiano a firma di Anna Buttazzoni, rese al limite della diffamazione. Nulla di più falso. Un vero colpo basso, del tutto inaccettabile, che mira solo a gettare discredito sulla legittimazione promossa dai 56 sindaci e dai loro consigli comunali. Grazie alla vostra azione, grazie al lavoro che state portando avanti, che è un lavoro a favore delle nostre comunità. Perché questo benedetto Friuli, Venezia Giulia, è formato da tante piccole e medie comunità che hanno il diritto di poter vivere ancora, di potersi autogovernare senza misure capestro come quelle fatte dalla Regione, questa legge 26, che impone in pratica a 316 comuni della nostra regione di essere ridotti a 19 comuni di fatto. È una cosa che non si è vista da nessuna parte del mondo. Nate da altre parti su una riforma che, permettetemi, ed è giusto ricordarlo, non ha ancora dimostrato essere risparmi, non è mai stata concertata e sulla quale noi non saremo mai opposti, perché tantissimi di noi, tra volontà di fare fusione dei comuni, tra volontà già acquisite dalla vecchia legge IAC, dell'associazionismo, hanno già fatto il loro dovere più che da voi. Dice che noi siamo volontari di questa cosa che va contro i cittadini. Abbiamo chiesto ai cittadini se sono d'accordo. Facciamo un referendum come è stato fatto a Tazzano e Travis Domini e vediamo se i cittadini alla fine danno ragione alla regione o danno ragione ai sindaci. Ecco, questo vorrei che venisse scritto sui giornali. E venisse scritto sui giornali le spese che sono appena state riportate. Quanti soldi ha speso la regione fino ad oggi per questa riforma che non sappiamo dove ci porta?